Ed è buongiorno, buongiorno, benvenuti e bentrovati a questo nuovo appuntamento. Io compro Siciliano Live. Buon giovedì 7 maggio e siamo pronti per il nostro consueto grazie. Grazie 182.000 volte, 827 volte, grazie anche oggi per la vostra conferma, grazie per i vostri messaggi, grazie per i vostri post e soprattutto grazie anche per aver attenzionato quello che ormai da giorni è un punto di riferimento per tutti noi, per le nostre aziende, perché sapete, proprio da fine settimana scorsa abbiamo pubblicato sia sul nostro gruppo ma sulla nostra pagina ufficiale posta proprio in alto il form da compilare per tutte le aziende che faranno parte di questo grande database, il più grande database legato alle nostre aziende, alle nostre realtà, alle nostre eccellenze, che parlerà del Made in Sicily, che parlerà di noi, del mondo meraviglioso di Io Compro Siciliano. Ancora grazie per la vostra conferma di stima, perché tutti i giorni arrivano messaggi, anche postati proprio sul nostro gruppo, di conferma della vostra fiducia. E proprio su questa fiducia e su questa responsabilità, sapete, i tre ideatori sono Giuseppe Giorgianni, Davide Morici, Francesco Caravello. Proprio su questa fiducia hanno costruito una forte progettualità e proprio per questo volevo dirvi che domani ci sarà una edizione particolare di Io Compro Siciliano Live, perché interverranno i tre ideatori di Io Compro Siciliano, perché si sta passando proprio all'attivazione del progetto di Io Compro Siciliano, e questo per dare la conferma che tutto adesso comincia ad essere forte, comincia ad essere, a realizzarsi quello che è il nostro grande sogno, che è quello proprio di far risollevare l'economia della nostra meravigliosa terra siciliana, e lo si vuole fare proprio mettendo a struttura e quindi progettando concretamente tutta una serie di iniziative che proprio domani verranno presentate a tutti quanti voi. Noi continuiamo a viaggiare, perché il nostro è un viaggio fatto di emozioni, è fatto di conoscenza. Voi sapete che il palinsesto di Io Compro Siciliano, proprio per avere questo contatto quotidiano con ognuno di voi, è strutturato con questo programma delle 12 e con un altro programma meraviglioso che continua a ricevere ogni giorno grandissimi consensi, che è Aperitivo Social con Francesco Caravello, che vi aggiorna sulle aziende, ma poi su quello che è questo viaggio fatto di emozioni e di gusti, questo viaggio esperienziale che Francesco fa con ognuno di voi. E poi sapete che al sabato, tutti i sabato alle 14:30, abbiamo un altro straordinario appuntamento, che è Io Compro Siciliano Chef, con la nostra ambasciatrice della cucina siciliana nel mondo, Alessia Smile and Food. Dunque, il nostro viaggio in Sicilia, questa Sicilia posta al centro del Mediterraneo, questo Mediterraneo un mare dei racconti, bacino di civiltà e culture, storie fantastiche, storie infinite. Ed oggi arriviamo a Salemi. Siamo in provincia di Trapani. Salemi è una cittadina veramente molto bella, è nella lista dei borghi più belli d'Italia. Ha un castello meraviglioso. Questo castello è stato pressappoco costruito intorno al 1077 da Ruggero il Normanno. È meraviglioso nella sua struttura, con le tre torri, due quadre ed una tonda, e proprio su questa tonda merlata si può vedere e assistere ad uno scenario meraviglioso legato al territorio. Siamo tra l'altro nel cuore della Val del Belice,
e tra l'altro Salemi è una città veramente che racconta tanto. Pensate, per un solo giorno è anche stata il 14 maggio del 1860 capitale d'Italia, e poi è ricca di tradizioni. Per San Giuseppe, per il 19 marzo il 19 marzo c'è una festa meravigliosa conosciuta in tutta la Sicilia, che è la festa di San Giuseppe, con le cene. Tutti conoscono tradizionalmente questa ricorrenza, e poi la festa di San Biagio, e poi ancora tutti i giovani con iniziative straordinarie. Oggi tra l'altro parleremo con un curatore proprio della cultura di Salemi, ed ancora una maschera carnecialesca, che è la maschera Giardinieri, che è un'altra bella maschera che rappresenta e parla della nostra Sicilia. Noi oggi siamo veramente tanto felici di parlare con Giuseppe Majorana, in collegamento da Salemi, operatore culturale. Ecco. Salve. Qui, buongiorno, buongiorno. Grazie per l'invito. Grazie dottor Majorana a lei per aver accettato questo invito. Noi siamo molto felici, tra l'altro devo dire Salemi è veramente una città ricchissima di storia, e noi oggi avremo la possibilità, tra l'altro con lei ed anche con un'altra ospite che sto quasi per fare entrare in diretta, perché andremo con lei a visitare, così un po' immaginando questa visita, nell'Eco Museo del Grano e del Pane proprio di Salemi. E poi parleremo anche di tante altre iniziative, dottor Majorana, ma mi permette adesso di far entrare in collegamento sempre da Salemi, perché voi sapete che quando raccontiamo delle nostre città e del nostro territorio, noi raccontiamo anche delle nostre aziende, e quindi sempre da Salemi abbiamo Maria Pia Leone, titolare del birrificio Picara. Adesso entra anche lei in diretta. Ecco, buongiorno. Qui, buongiorno, ben arrivata, ben arrivata. Grazie. Beh, io sono felice di far conoscere a tutti gli amici di Io Compro Siciliano una città ricca di storia come Salemi. Lo faremo dal punto di vista culturale col dottor Majorana, lo faremo dal punto di vista legato proprio alle aziende, quindi il racconto fatto dai nostri operatori che lavorano appunto nei territori, lo faremo con Maria Pia Leone. Partiamo dal dottor Majorana. Dottor Majorana, lei è un operatore culturale, e comincerei a parlare della meravigliosa città e soprattutto di questo straordinario ecomuseo del grano e del pane, che tra l'altro, se non erro, proprio lei stesso, se non erro, proprio iniziò il progetto con lei. Cominciamo a raccontare ai nostri amici. Sì, innanzitutto buongiorno e benvenuta Maria Pia, che ci segue a distanza. Io sono a Castellammare del Golfo in questo preciso minuto, mi trovo a casa, e se sentite qualche chiacchiericcio sotto è mio figlio, perché devo anche fare il padre all'interno. Ma ci sta tutta, ci sta tutta. Noi di tanto in tanto scherziamo anche. No, dottor Majorana, ci sta questo. Io di tanto in tanto, infatti, mi diverto con gli ospiti, perché dico sempre: sappiamo come siamo vestiti sopra, ma non vogliamo vedere le ciabattine che sono sotto, perché diciamo che quasi tutti, esatto, quindi va bene anche quando si sentono i nostri amici a quattro zampe, quando si sentono i nostri piccoli, per cui va benissimo così. Allora, parliamo di questa bellissima iniziativa, sì, dottor Majorana. In effetti la nostra tradizione è una festa bellissima sotto tutti i punti di vista, una festa che abbraccia in primis la comunità, ed è proprio da questo abbracciare la comunità, perché nasce proprio da questo sentire, da questo forte legame che la comunità di Salemi ha con la tradizione, che
nel lontano 2014, quando diciamo, sono stato vicino come assessore all'interno della giunta Venuti, abbiamo preso in mano proprio questa tradizione, cercandolo un po' di rinnovare nel suo essere una tradizione a 360 gradi, valida, e soprattutto che possa essere vicino, come ho detto all'inizio, alla comunità stessa. Quindi ce la siamo un po' reinventati, però mantenendo quelle regole che sono importanti per una tradizione, ovvero il rispetto di quel fare comunità, che proprio questa festa, la festa di San Giuseppe, ha nella sua tradizione, nella sua storia. In quell'anno abbiamo iniziato proprio con rivedere, diciamo, step by step le fasi della festa, partendo proprio dalle cene, da queste meravigliose strutture, da queste architetture che cercano di accogliere quindi non soltanto i protagonisti di quella giornata, che sono i 3 bambini che cercano di reinterpretare, che appunto interpretano Gesù, Giuseppe e Maria, ma vanno anche ad accogliere una comunità, ma vanno oggi a accogliere anche diciamo, il nostro pubblico, il nostro turista, che, diciamo, curioso sempre di più, diciamo, si affaccia a questa festa, che per i primi, per chi, diciamo, non per i primi, ma per chi, diciamo, visita per la prima volta questa tradizione, questa festa, comunque ne rimane coinvolto, ne rimane attratto, e sicuramente è molto affascinato da tutto anche il retro che ci sta nella preparazione di queste cene. E protagonista, oltre alla cena, è il pane, chiaramente. Il pane con tutte le sue sfumature, nello specifico a Salemi con delle particolarità, diciamo, quasi artistiche, se vogliamo, perché il pane che cambia diciamo, rispetto a quello che siamo abituati a vedere, qui assume delle forme diciamo diverse, quindi sono forme floreali, sono simboli della tradizione cristiana. Diciamo, tutto questo ci ha permesso negli anni di immaginare il proseguo anche di questa tradizione. Abbiamo cercato di coinvolgere maggiormente le scuole, e abbiamo anche coinvolto le associazioni, perché comunque solo grazie al contributo del terzo settore che possiamo permetterci oggi di avere la continuità di questa tradizione. Così come abbiamo fatto anche nel coinvolgere di tanto in tanto i nostri artigiani, ma anche i nostri produttori. Dottor Majorana, io la fermo un attimo, sì, perché da questo suo... No, anche perché io adesso ritorno fra poco proprio da lei. Lei fondamentalmente è arrivato ad un punto del racconto in cui, partendo dalla tradizione creiamo questo museo, questo ecomuseo del grano e del pane, quindi partiamo dalla tradizione. Lei adesso è arrivato a un punto del racconto in cui dice: noi abbiamo cercato concretamente, tra l'altro perché così è stato fatto, di coinvolgere i giovani, le scuole, le associazioni. Quindi lei sta parlando in questo momento di rete, una delle parole che e io la fermo un attimo, perché proprio su questa parola, creare rete fra le associazioni, il territorio, la cultura, è quello che diciamo sempre nelle nostre trasmissioni, così come nei nostri messaggi, che i nostri 3 ideatori di Io Compro Siciliano fanno, che proprio è importante creare rete, perché creare rete significa creare economia e creare anche nuove figure professionali. Permettetemi di fare un saluto ai nostri amici e vado subito da Maria Pia Leone, birrificio Picara, perché voglio partire da una domanda personalissima. Sì, vogliamo sapere. Fra poco arriviamo. Nel frattempo Giuseppe Bertini saluta, buongiorno, ciao Giuseppe. Salvatore Patella Gioielli, buongiorno. Graziella Bonaccorsi, Francesco Caravello, ciao Catiusca, grande Francesco,
Dicevo ad apertura proprio che abbiamo questo appuntamento con te tutti i giorni alle 18 con aperitivo social, sempre grandi emozioni, possibilità di conoscere le aziende del territorio, e poi ricordiamo che Francesco Caravello è tra i 3 ideatori di Io Compro Siciliano, meraviglioso ciccio. John Blandi dall'America. Buongiorno Catiusca, felice giovedì, buongiorno agli ospiti. Umberto Bruno, Maurizio Bologna, lui è un grandissimo attore, ciao Mauri. Chiara Seidita, buongiorno cari amici di Io Compro Siciliano. Oggi ospitate i rappresentanti di un borgo tra i più belli d'Italia. Ricordo averlo visitato durante una manifestazione di una notte romantica tra serenate e balconi innamorati. Tante eccellenze artigianali. Ma quindi abbiamo Chiara Seidita che ha anche assistito, penso, a qualche manifestazione particolare, dottor Majorana. Sì, la notte romantica dei borghi credo che sia un altro dei punti interessanti, innanzitutto diciamo, degli eventi culturali dei borghi, ma nello specifico con Salemi avevamo avviato in questi anni anche le serenate lungo le vie del centro storico, e quindi sì, è un interessante appuntamento. Questo speriamo, ma non so se così potrà essere, diciamo, di riproporlo in questo giugno prossimo. Assolutamente, noi ripartiremo più forti di prima. Maria Pia Leone, allora, birrificio Picara. Innanzitutto parliamo della sua azienda e poi appunto per gioco, ma anche per raccontare invece un po' come mai lei si ritrova in Sicilia nuovamente. Ieri abbiamo avuto un ospite che è Masha Gallitto, che è una guida turistica russa che ha sposato a Tenerife un siciliano e è ritornata in Sicilia. Lei invece, Maria Pia Leone, è siciliana. Si trovava in California. In California ha incontrato suo marito che è cileno. E poi siete ritornati? Ci siamo sposati e siamo ritornati in Sicilia, quindi ho importato un cileno in Sicilia. E qui nasce proprio la vostra azienda, perché voi vi conoscete, Maria Pia, vi conoscete in California, tra l'altro studiavate tutt'altro perché i vostri studi erano concentrati sul vino e come d'incanto... Prego, vogliamo ascoltare il racconto. Sì, ho conosciuto Carlos, mio marito, in California, lui è un enologo cileno, io mi sono sempre occupata di vino e lavoravamo in una cantina. Contestualmente l'enologo della cantina californiana americano ci ha indirizzato e ci ha fatto conoscere o riconoscere la birra artigianale, che già comunque conoscevamo nei rispettivi paesi. Però in California era molto fiorente il mercato della birra artigianale, per cui ogni giorno dopo il lavoro andavamo in questi brew pub, in questi birrifici specializzati ad assaggiare delle birre, e da lì è nato l'amore per la birra artigianale. E soprattutto sempre questo enologo era un esperto produttore casalingo di birra, un home brewer, per cui durante il tempo libero ci dilettavamo con lui a produrre birra a casa. Per cui sono partita per l'America per imparare nuove tecniche di vinificazione, imparare a migliorare il mio inglese, e sono tornata invece producendo birra e parlando spagnolo, che è la lingua madre di mio marito. Quindi diciamo gli obiettivi... Abbiamo forse qualche difficoltà nel collegamento. Abbiamo perso, adesso riabbiamo nuovamente Ecco. Maria Pia Leone. E così fondamentalmente nasce poi il vostro birrificio, giusto? Da lì nasce intanto un sogno e poi una volta ritornati in Sicilia nel 2016 abbiamo voluto mettere in pratica questo sogno iniziando la progettazione del nostro birrificio, che è stato avviato a dicembre 2018. Naturalmente trattiamo una bevanda che non è tipicamente siciliana, però abbiamo
abbiamo aggiunto degli ingredienti nelle nostre ricette che provengono dalla nostra terra, alcuni provengono direttamente da Salemi. Per cui abbiamo voluto dare una bevanda non tipicamente nostra un tocco siciliano, sempre mantenendo comunque lo stile tipico della birra. Quindi produciamo 4 tipologie di birra, una in particolare la Blanco, in cui utilizziamo un frumento siciliano che viene prodotto direttamente in azienda a Salemi da un'azienda partner, aggiungiamo della menta prodotta sempre a Salemi da un'altra azienda, la scorza d'arancia. Per cui diciamo abbiamo voluto, oltre alla materia prima che dobbiamo reperire esternamente, abbiamo voluto dare un tocco di sicilianità utilizzando delle materie prime provenienti direttamente dalle zone limitrofe. Maria Pia Leone, ma nella vostra birra, e quindi come vedete ritorniamo ancora a parlare di coinvolgimento del territorio, perché poi un imprenditore decide di investire qua in Sicilia ed è chiaro che cerca di coinvolgere anche come dire, tutto quello che riguarda il prodotto locale, e Maria Pia Leone stava proprio raccontando questo. Ma non solo nel gusto c'è questa sicilianità, c'è questa sicilianità particolare anche nel vostro packaging. Sì. Parliamone. L'obiettivo non era esclusivamente quello di offrire ai siciliani o comunque ai fruitori un prodotto siciliano, ma anche trasmettere la nostra cultura. Per cui in comune accordo con mio marito e con una artista locale abbiamo deciso che le nostre etichette dovevano essere rappresentate da un proverbio siciliano, quindi ogni etichetta riporta un proverbio siciliano e un'amica artista locale ha disegnato le caricature, perché i proverbi siciliani racchiudono in pochissime parole dei concetti molto ampi ed era difficile anche tradurli per internazionalizzarli, quindi ci siamo rivolti al disegno, perché comunque il disegno è un linguaggio universale, così permetterà anche a coloro che non sono siciliani di poter comprendere il vero significato. Per cui per noi trasmettere la sicilianità non era soltanto utilizzare materia prima siciliana, ma era anche trasmettere la nostra cultura, perché comunque la lingua siciliana fa parte della nostra cultura, che è un concentrato di tutte le dominazioni che ci sono state in Sicilia. Per cui il nostro era un racconto, diciamo, un racconto fatto di tradizione, poi tradizione linguistica. Quindi, e quindi c'era un connubio tra l'alimentare, quindi la birra come alimento che racchiude la sicilianità, ma anche far conoscere ciò che la nostra cultura e la nostra lingua trasmette. Io leggo qualche messaggio e ritorno adesso dal dottor Majorana. Allora, Francesco Centamore saluta, Quisquigna Prodotti di Giuseppe Priolo, Enza Alc, Stefania Caccamo scrive: buongiorno a tutti, attraverso Io Compro Siciliano sto riscoprendo luoghi, eccellenze che non avrei mai potuto visitare. Ho acquistato artigianalità siciliane e sono orgogliosa di contribuire a tutto questo, grazie a chi ha fondato questa realtà e a tutti noi siciliani che la supporteremo fermamente. Salemi e i suoi giardinieri, arriva anche un cuoricino. Ancora Tiziana Adragna scrive: complimenti a Maria Pia per la sua tenacia e imprenditorialità creativa, eccellente birra artigianale nel suo birrificio Picara. Ancora Giuseppe Campo, saluti agli ospiti e al popolo di Io Compro Siciliano. Beh, dottor Majorana, noi continuiamo a sentire anche attraverso il racconto della nostra imprenditrice di Maria Pia Leone col birrificio Picara che la tradizione sempre
affianca poi nuovi percorsi, poi anche quella che è la reinterpretazione delle tradizioni con quella che è l'innovazione. In realtà nelle manifestazioni, nelle iniziative culturali legate proprio a Salemi ce ne sono tante dove poi questa reinterpretazione della tradizione viene letta proprio fra le iniziative. Ce ne sono per esempio alcune, ce n'è una che mi è piaciuta moltissimo, si chiama Oro. Ah, ok. In realtà quella è stata una manifestazione che è collaterale alle attività dell'Ecomuseo. Io poc'anzi ho dimenticato, ma dato diciamo, dal fervore in cui ho preso l'avvio di questa conversazione, ho dimenticato che comunque queste attività che noi in questi anni sono state svolte a Salemi, hanno portato alla nascita dell'Ecomuseo. Questo Ecomuseo, che è caratterizzato da tutte le esperienze che in questi anni abbiamo raccolto, parlo di esperienze artistiche, dove artisti si sono diciamo, posti anche loro il problema di come reinterpretare la nostra tradizione, quindi parliamo di artisti siciliani importanti, ma anche artisti diciamo nazionali che hanno voluto sperimentare sulla tradizione. Quindi nacque nel 2019 l'Ecomuseo, che è diciamo il luogo che contiene attualmente queste opere e che sono appunto diciamo fanno parte di questo patrimonio importante. La manifestazione nello specifico, quella sull'oro come il grano, è un'attività collaterale alle attività dell'Ecomuseo, nel senso che un Ecomuseo deve anche sostenersi di iniziative, di eventi, non può creare soltanto il luogo, altrimenti la partecipazione con la comunità diciamo, viene meno. E quindi ci siamo inventati proprio nel settembre scorso questa iniziativa che è l'Oro come il grano e che ha visto protagonista tra l'altro anche la birra del birrificio Picara con Maria Pia. Quindi era un percorso che ha coinvolto oltre agli artigiani e quindi i nostri produttori anche i giovani che hanno reinterpretato a loro modo il senso della tradizione, ma soprattutto del grano come materia prima che ci sostiene, e qui in questo caso sostiene tutta la comunità, per realizzare altro. Nel caso di Maria Pia diciamo era il percorso finale di questa narrazione che abbiamo offerto ai nostri visitatori, perché senza l'esperienza diciamo sia del racconto ma quella del gusto, allora le nostre emozioni o le nostre sensazioni sono sempre un po' a metà. Quindi noi vogliamo mettere assieme tutti i cinque sensi per certi versi, quindi e dare l'opportunità di vivere una tradizione a 360 gradi, come dicevo all'inizio di questo collegamento. Maria Pia Leone, il dottor Majorana, ma anche lei un po' prima lo stava accennando, nel suo percorso imprenditoriale, quindi è di vita, ma prevalentemente imprenditoriale, proprio per quello che è la narrazione che lei ci ha fatto della scelta che lei ha fatto con suo marito per mettere su questa meravigliosa realtà che è proprio il vostro birrificio Picara. Voi avete fatto come scelta imprenditoriale la scelta quindi della tradizione e dell'innovazione. Un percorso e tra l'altro due caratteristiche che ben si sposano, mi sembra di aver capito. Forse non arriva l'audio. Mi sentite? Sì, adesso sì. Mi sentite? Sì, sentiamo. Dicevo, la scelta della tradizione e dell'innovazione in quella che è il suo percorso imprenditoriale. Sì, abbiamo
la birra per la Sicilia o comunque tradizionalmente non è una bevanda tipica, per cui abbiamo cercato di conciliare questa innovazione con tutto ciò che ci offriva la tradizione, perché comunque qualsiasi prodotto alimentare non soddisfa soltanto il nostro fabbisogno, ma soddisfa anche le nostre emozioni, per cui all'interno di un bicchiere di birra, così come qualsiasi altro alimento, si scaturiscono delle emozioni, dei ricordi, ed è quello che vogliamo tramandare. Comunque un'esperienza, perché comunque i prodotti locali, i prodotti tipici non racchiudono soltanto non sono legati soltanto alla nutrizione, ma a un'esperienza che ci evoca dei bei ricordi, per cui diciamo il nostro percorso è un percorso esperienziale. Anche quando descriviamo il nostro prodotto, noi vogliamo che quel prodotto emozioni, perché rievochi dei bei ricordi e delle belle sensazioni. Ci sono dei messaggi. E non sia soltanto... Sì. Sì, chiedo scusa, ho interrotto. Sì, dico, perché comunque comunemente la birra viene considerata come una bevanda rinfrescante da bere l'estate, però il concetto di birra artigianale è diverso, abbraccia tutti i sensi e ci porta a vivere un'esperienza che è completamente diversa rispetto a quella a cui eravamo abituati con le birre commerciali. Proprio cui, diciamo, su questa, anche... Sì, ma proprio su questa cosa che diceva lei adesso. Qualche giorno fa abbiamo incontrato il dottor La Gioia, il quale ci diceva proprio quello che lei adesso ha appena detto, cioè nel senso che spesso siamo abituati a immaginare la birra come la bevanda ghiacciata che si beve tutta d'un sorso per inebriare i pomeriggi o le serate estive. In realtà ci sono tante cose che bisognerebbe scoprire nel meraviglioso mondo della birra, perché è veramente un mondo, devo dire, tutto da scoprire, a partire proprio da come alcune birre devono essere bevute. Quindi questa cosa di dire la birra ghiacciata non è così, no. Lei me lo insegna. Quindi gli abbinamenti sono fondamentali, no? Spesso la birra e la pizza, ma anche lì c'è da scoprire un mondo legato proprio all'abbinamento dei gusti. Quindi quello che diceva lei è assolutamente vero, e noi saremo ben felici tra l'altro di degustare tutte le nostre belle birre artigianali siciliane, perché meritano. C'è qualche messaggio? Allora, Francesco Palermo, coraggio Maria Pia, auguri, non perdere l'entusiasmo e avanti tutta. Lorenzo Enza Crimi, ottimo prodotto, complimenti, lo consiglio. Davide Morici, buongiorno agli eccellenti ospiti. Tante esperienze artistiche mi legano a questo borgo bellissimo, tante manifestazioni condivise con Giuseppe Majorana, eccellente esperto culturale. Poi la birra Picara rappresenta una forte presenza dei nostri mastri birrai sul nostro territorio ed oltre. Quindi Davide dà testimonianza di quello che diceva lei, Maria Pia Leone, ma anche di quelle che poi sono le iniziative culturali. Grazie. E Valentina Mazza, ancora complimenti a Maria Pia Leone per l'idea imprenditoriale. Francesca Palermo, Maria Pia e Carlos, siete grandi. Beh, devo dire che tanti amici stanno incoraggiando anche questo momento. Siamo alle ultime battute. Dottor Majorana e Maria Pia Leone. Lei è un grande operatore culturale. Chiaramente noi non parliamo di politica, per cui non siamo qui a parlare del suo ruolo politico, però io non ho un ruolo politico. No, rispetto a quelle che sono tante iniziative e tante cose, quindi non lo tocchiamo, ma devo dire, lei è veramente un uomo di grande cultura e ha ben presentato il territorio. Io vorrei fare con lei, dottor Majorana, e subito dopo anche con Maria Pia Leone, una riflessione da condividere rispetto al periodo che abbiamo passato e con tutto quello che è un nuovo mondo che ci attende, un nuovo modo
una nuova economia, nuovi sistemi, nuove forme di comunicazione. E mi piacerebbe che voi condivideste un vostro pensiero con gli amici di Io Compro Siciliano. Sì, la riflessione credo che sia d'obbligo, soprattutto anche per il ruolo che ognuno di noi, diciamo, svolge quotidianamente o che ha svolto precedentemente a questa fase di Io resto a casa. Chiaramente legandoci alla tradizione, credo che nello specifico la città di Salemi abbia, perdonate l'intrusione del piccolo. Del Ecco, piccolo. sì. Dicevo che la città di Salemi ha appunto proprio questa tradizione che deve essere, come dicevo precedentemente, ridata sempre più ai mani dei giovani, in questo caso nelle mani dei giovani e dei grandi produttori come la nostra Maria Pia, che diciamo ha deciso di reinventarsi nella sua città. Tutte, diciamo, le connessioni devono portarci al rispetto della nostra identità. Io ho fatto in questi giorni in cui, diciamo, siamo stati costretti a rimanere a casa, ho riflettuto su una cosa che credo forse un po' tutti abbiamo fatto, e mi lega anche al discorso del grano o del pane, ovvero un po' tutti abbiamo messo su mani alla farina, ci siamo approcciati al lievito e quindi abbiamo messo su, rispolverato una vecchia tradizione, no? Quella voglia anche di fare il pane con i nostri piccoli, come dire, per fare famiglia, ma per fare nello specifico anche comunità. E questo, diciamo, ci deve far riflettere tanto, soprattutto perché ci siamo presi cura di noi stessi. Lo abbiamo fatto assieme ai nostri cari e credo che da lì abbiamo iniziato un percorso per reinventarci, no? Quindi se siamo riusciti, mio figlio vuole Bing, se siamo riusciti a reinventarci, ecco, con queste piccole cose, sono sicuro che riusciremo ad inventarci anche nel momento in cui ci confronteremo nuovamente con la realtà. Sicuramente sarà questo, perché noi lo stiamo veramente vivendo giorno dopo giorno e saremo ben forti per rialzarci e ripartire ancora più carichi. Maria Pia Leone, imprenditrice. Io compro siciliano è un messaggio importante, perché comunque è frutto del sacrificio di tantissime generazioni e anche di tanti giovani che hanno preferito e hanno scelto di investire sul proprio territorio. Per cui la Sicilia ha un repertorio enogastronomico, produttivo, oltre che turistico, architettonico e storico importantissimo, e ci sono anche tantissime bellissime realtà che sono frutto di sacrifici, perché comunque sono frutto di attività individuali, di attività imprenditoriali, per cui un sostegno diretto da parte del popolo siciliano a tutti noi che comunque abbiamo deciso di non abbandonare la Sicilia, ma abbiamo deciso di offrire un prodotto, nel nostro caso nuovo, ma ci sono anche tantissimi prodotti storici che devono essere valorizzati e che devono essere riscoperti. Per cui un invito è alla riscoperta della Sicilia, delle sue grandi potenzialità, e un appoggio che è fondamentale soprattutto in questo momento storico. E noi la ringraziamo per questa sua testimonianza. Io
Volevo dare ai nostri amici alcuni riferimenti ancora. Mi raccomando, compilate il form che trovate nella parte in alto alla pagina ufficiale di Io Compro Siciliano per registrare le vostre aziende. Domani sarà un grande appuntamento perché i tre ideatori di Io Compro Siciliano, Giuseppe Giorgiani, Davide Morici, Francesco Caravello, presenteranno il meraviglioso progetto, i progetti futuri, e ci sono veramente tante belle novità, quindi vi aspettiamo numerosissimi domani, ancora numerosi questo pomeriggio alle 18 con Francesco Caravello per Aperitivo Social, sempre una ventata di entusiasmo con Ciccio, e a questo punto siamo a chiusura. Carissimo dottor Majorana, bellissima Maria Pia Leone, birrificio Picara, adesso dovreste gentilmente avvicinarvi alla camera, venite avanti, ok? Perfetto. Noi chiudiamo sempre con i nostri ospiti in questo modo. Io compro siciliano. Ci piace. Ad Maiora, bellissima Salemi, verremo a visitarla. Birrificio Picara, grazie dottor Majorana. Grazie, a domani. Ciao. Più tardi alle 18 Aperitivo Social. A domani, noi ci vediamo domani. Grazie dottor Majorana, grazie Maria Pia Leone, birrificio Picara. Grazie mille. Grazie.